Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici di Radio Libertà, bentornati per una nuova puntata di Sic et Non. Esaminiamo le notizie, il mondo woke e cerchiamo di dare le nostre impressioni e di reagire, soprattutto di reagire, di non assorbire passivamente tutto quello che ci viene poi passato dal politicamente corretto e dal mondo mainstream. Ancora una volta vi ricordo che potete sempre intervenire in trasmissione, ve lo ricordo 02 92 94 72 22 per proporre i vostri argomenti, per commentare, per contestare. Oggi mi soffermerei su un argomento che in realtà non è stato affrontato in maniera molto molto precisa poi dai giornali. Si è parlato di episodi singoli, che però in realtà, se come si vuol dire, uniamo i puntini, poi troviamo una condotta, una linea di condotta che è molto preoccupante. Ovviamente stiamo parlando di cristianofobia, stiamo parlando ancora una volta del negare i nostri valori fondamentali, anche in un ambito in cui comunque non c'è un'espressione di quell'odio di cui parla sempre il mondo woke, e mi sto riferendo allo sport. Voi sapete, e altrimenti ve lo dico io, insomma, c'è stata una serie di multe da parte dell'UEFA all'esposizione di simboli, di striscioni, di messaggi cristiani nelle curve di alcune importanti società calcistiche. La mia idea, la mia proposta anche di titolo, se oggi dovessi fare un titolo, sarebbe: si scrive UEFA ma si legge woke. Infatti l'UEFA ha multato come messaggi non appropriati uno striscione in Francia legato a Giovanna d'Arco e uno della Stella Rossa a Belgrado. Episodi diversi, ma il motivo in fondo è lo stesso. Adesso approfondiamo dunque la questione. L'epica trova spazio dove può di questi tempi, fosse anche solo nel gioco più serio che c'è, il calcio. Epica, o almeno epocale, sembra infatti la realizzazione di una spettacolare coreografia, abbiamo visto le immagini sia in TV che in rete, da parte della tifoseria francese del Lille nella partita di Europa League giocata a fine marzo, diciamo, in casa francese allo stadio Mauroy. I tifosi del Lille hanno mostrato la rappresentazione di una gigantesca Santa Giovanna d'Arco che brandisce la spada e la scritta "La Francia non muore mai". La solita grandeur, dirà qualcuno, ma non è quella ad essere sanzionata dalla UEFA. Piuttosto, come è successo poco prima anche ad un altro club, in cui i tifosi hanno mostrato un'immagine inequivocabilmente cristiana, ciò sembra che alla base delle sanzioni sia proprio il contenuto di fede, e quindi di fede cristiana. Sebbene durante la partita suddetta, che erano se non sbaglio gli ottavi di finale di Europa League contro l'Aston Villa, siano avvenuti anche incidenti, il casus belli vero e proprio sembra sia stata la coreografia raffigurante la Pulzella d'Orléans, beniamina dell'esercito francese contro il nemico inglese nella guerra dei cent'anni, ritenuto, badate bene, un messaggio inopportuno per un evento sportivo. Secondo la UEFA si è trattato niente meno che di incitamento all'odio. L'ammontare delle sanzioni è di 82.750 euro. Ripeto, si parla di discorso d'odio, ma se affermare la verità è un discorso d'odio, ma è di odio verso cosa? Verso la menzogna? Verso chi si sente danneggiato da questo? E chi può sentirsi danneggiato da un messaggio cristiano? Potrei chiedere. Al club serbo, la famosissima Stella Rossa di Belgrado, è andata anche peggio, con un ammontare di circa 95.000 euro di ammenda. La partita della discordia e della parecchio selettiva sensibilità disciplinare UEFA risale a febbraio scorso, anch'essa nell'ambito dell'Europa League, giocata contro il Lille.
L'imperdonabile violazione sarebbe stata mostrare, badate bene, una spettacolare icona bizantina di San Simeone, corredata dal messaggio, ovviamente in serbo, però ci hanno dato la traduzione, che la nostra fede vi conduca alla vittoria. Non che le file degli ultra siano movimenti cattolici o seminaristi clandestini, nessuno crede che siano la più limpida espressione di autentica fede cristiana, né che siano esempio da seguire in quanto a linea di condotta o esercizio di virtù. Detto questo, però, non sfugge né a noi né a molti altri l'evidente, potremmo chiamarlo daltonismo, come diceva un settimanale cristiano, dell'UEFA, che consente a tutti i colori dell'arcobaleno, e purtroppo non è un'iperbole, di mostrarsi con orgoglio, diciamo pure pride, in tutti gli stadi del mondo, esclusi non si sa perché quelli del mansueto Qatar e degli accomodanti Emirati Arabi, campioni di inclusività alla foggia occidentale. Ma grida al danno di reputazione se compaiono simboli evidentemente cristiani, come è avvenuto per la tifoseria della Stella Rossa o del Lille. Se la stella invece è un bel pentacolo, come è accaduto, o il soggetto della coreografia un mastodontico Lucifero invocato apertamente perché sorga dall'abisso, prenda possesso delle anime e regni incontrastato, allora tutto è regolare. Si tratta di innocente tifo da stadio. Che dire, diciamo, il Lucifero fa riferimento a uno striscione del Kaiserslautern, però ripeto, anche un gigantesco pentagramma, insomma, pentacolo, diciamo che non proprio di gusto, ecco. Eppure a volte fede religiosa autentica e devozione calcistica potrebbero trovare un bell'equilibrio e finire persino in una fortunata campagna di marketing. Vi ricordate ad esempio quella suora spagnola che pregava intensamente perché tornasse a sventolare la vecchia bandiera dell'Atletico Madrid? Aveva ragione lei, non bisogna smettere di credere e fa bene ricordarsi che il cuore a volte ha ragione che il marketing o la disciplinare UEFA non vuole proprio capire. Quindi attenzione, attenzione, diciamo siamo ancora una volta sotto tiro, nonostante, ripeto, il messaggio cristiano sia un messaggio di accoglienza, certo anche di, come dire, di affermazione, non di orgoglio, di affermazione. Posso anche capire che chi dica una verità in un certo senso può, come dire, imporsi e qualcuno perciò si senta, tra virgolette, "condannato". Però qui siamo veramente all'estremo, anche perché il messaggio cristiano è sempre stato verità nella carità, quindi insomma l'accoglienza massima. E questo francamente ci disturba, anche perché poi, solo contro la cristianità poi si scatenano le orde di censori, di comici e quant'altro, mentre poi se si va sulle vignette, su altre situazioni, su altre religioni, è un po' più difficile, come abbiamo visto anche recentemente da parte di comici belgi che hanno ben pensato così per intrallazzare nella propria trasmissione di distruggere alcuni simboli cristiani, così come se stessero facendo chissà che cosa, un gioco, e poi gli è stato chiesto: "Ma l'avreste fatto con, per esempio dei simboli islamici?" E loro hanno detto: "Ma noi non dobbiamo, come dire, creare problemi con le comunità immigrate." Quindi la risposta è assolutamente woke, è assolutamente in linea al fatto che tutto ciò che è, come dire, autoctono o comunque che fa parte da almeno 2000 anni della nostra tradizione, invece sia meritevole, secondo qualcuno, di essere gettato nel fosso. Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo insomma sempre sullo scenario, immigrazione, sinistra, mondo woke, sinistra sia con la S maiuscola che con la S minuscola evidentemente. Proprio qui da noi a Milano, i gruppi della sinistra radicale ancora una volta portano avanti diverse agende ideologiche e, nuove, giornate di mobilitazione. Per il 18 aprile si sono inventati
aperte le virgolette, "Milano è migrante, fuori i razzisti e i fascisti da Milano", perché voi sapete i famosi fascisti milanesi, che insomma che era dai tempi di Piazza San Sepolcro, che è un po' che non li vedevamo, ecco. E comunque in questo manifesto sostanzialmente i gruppi della sinistra radicale finiscono col mettere sullo stesso piano, per esempio, gli immigrati del Sud Italia, che poi a Milano si sono integrati da tempo e si sono integrati da generazioni, con gli irregolari, insomma, ecco. Sarà una giornata quindi movimentata, perché se da un lato gli anarchici minacciano una manifestazione ancora una volta per Cospito, che ha alte probabilità di essere violenta, ancora una volta perché non vogliono il 41 bis contro queste persone che abbiamo visto non sono esattamente pacifiche se preparano le bombe, e abbiamo visto cos'è accaduto. E dall'altra a Milano, appunto, i centri sociali e i gruppi antagonisti hanno indetto questa giornata di mobilitazione. Non per Cospito, ma dal nome appunto Milano Emigrante, una mobilitazione basata su una teoria che potremmo definire creativa, che verrà esposta, pensate, presso l'università statale tramite un'assemblea pubblica. Milan, si sa, l'è un gran Milan, partono addirittura dal dialetto, tra l'altro, no? È grande perché, loro proseguono, è casa di molti popoli, non solo i Brambilla, ma Greco, Radu, Garcia, Murat, Diop, famiglie arrivate dal sud Italia, dal Mediterraneo, da oltreoceano e dai Balcani. Scrivono nel manifesto che rilancia l'iniziativa milanese. A Milano si parlano 100 lingue, si mangia polenta, ma anche couscous, zighini, arroz chauffat, mafe, spaghetti di soia e nigiri. Si ascolta Iannacci, ma anche salsa, afrobeat, reggaeton, hip hop, trap e hip hop. Si potrebbero dire molte cose sull'associazione di questi diversi flussi migratori, e gli antagonisti tentano di trarre questa teoria concentrandosi solo su Milano, scegliendo una realtà locale senza estendere il proprio sguardo sul resto del paese. È innegabile che Milano sia da decenni il luogo in cui si cerca una vita migliore, ma i migranti del sud Italia lo fanno e l'hanno fatto in passato spostandosi da una città all'altra dello stesso paese, e evidentemente i promotori questo fanno finta di non saperlo. E mettere sullo stesso piano le migrazioni interne con quelle esterne è un esercizio di propaganda piuttosto ardito, insomma anche provocatorio. Questa narrazione, che vorrebbe cancellare l'identità meneghina in nome di un Calderone indistinto, non è altro che l'ennesimo tentativo della sinistra radicale di riscrivere la storia a proprio piacimento. Tra l'altro, storicamente, per chi ha passione anche per il dialetto meneghino, vi potrebbero dire che accanto a nomi storici da Bonvesin della Riva a Carlo Porta, vi sono molti personaggi di origine diversa, non milanese o anche proprio meridionale, Barella, Cazzetta, Mazzarella, che si sono integrati nella società milanese, che ne hanno sposato anche le virtù, le particolarità, insomma, ecco, quindi questo paragone mi sembra abbastanza incredibile. Lo stesso articolo che citiamo ricorda che i cittadini provenienti dal sud contribuivano alla crescita del paese, muovendosi comunque all'interno di un medesimo quadro giuridico, culturale e linguistico. Il fenomeno odierno impone invece sfide di integrazione radicalmente diverse, che non possono essere liquidate con un elenco di piatti esotici o di generi musicali stranieri. Tenete presente, insomma, che siamo sempre su questo tema. E tra l'altro questa visione milanocentrica pretende di elevare quella che è un'eccezione un po' metropolitana a una regola nazionale diciamo spalmata su tutto il territorio, ignorando le criticità che insomma la gestione dell'immigrazione di massa produce in tutto il territorio. C'è questo melting pot indistinto. Tra l'altro gli antagonisti negano che anche i soggetti stranieri sul territorio siano una delle principali cause dell'insicurezza nelle città, perché l'Italia ha il più basso tasso di delinquenza minorile in Europa. Probabilmente, ma proprio forse perché l'Italia è stata, come dire, una tra le ultime a ricevere, diciamo, questo bacio avvelenato dell'immigrazione clandestina. Per esempio, gli ultimi dati di Save the Children
indicano che i minori segnalati per porto d'armi improprie sono più che raddoppiati dal 2019 al 2024 e che i minori che delinquono sono passati da 329 a 363 per 100.000 abitanti. Transcrime, basandosi su questi dati ufficiali, dice che in Italia non aumenta il numero dei reati, ma aumenta la violenza dei comportamenti e l'età del primo reato scende. Poi se vediamo insomma quali sono le etnie meglio rappresentate in carcere, insomma, delle domande dovremmo farcele. Vedo che abbiamo una telefonata, la nostra solita telefonata, quindi la facciamo passare molto volentieri. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Sì, buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno. Allora, dottor Tognini, io volevo parlare della guerra in Iran perché l'ONU dovrebbe garantire la pace, mi sembra, no? Secondo me. Proviamoci, Allora, prego. ecco, sì, dovrebbe essere così la cosa. La morte dell'Ayatollah Khamenei dovrebbe far riflettere tutti i marchesi del Grillo che imperversano sulla terra, dico io, che dovrebbero capire, dottor Tognini, che la parte finale della nota battuta prima o poi viene rivolta a loro. Allora, il mondo ci ha abituato a vedere, mi sembra, personaggi che si sentono potenti, inattaccabili, padroni della vita di milioni di persone che non lesinano sacrificare per restare al loro posto. Allora, secondo me non capiscono, la loro arroganza glielo impedisce, che quella loro potenza vale solo nei confronti di popolazioni inermi e deriva esclusivamente dal fatto che a qualcuno conviene e gliela consente e dura fino a quando non arriva un nuovo marchese del Grillo che dice io sono io e voi non siete niente. Ma a quel punto, dottor Tonini, è ormai troppo tardi per loro e tutti, e ripeto, tutti fanno sempre una brutta fine. Questo lo sanno, ma non è sufficiente secondo me a farli ragionare, ad essere meno autoritari e non solo con le loro popolazioni. E dottor Tognini, quel nuovo marchese del Grillo sicuramente non è lo stipendificio chiamato ONU, creato proprio per cercare, dico io, di garantire la pace e la sicurezza del pianeta con i suoi costosi e fallimentari tavoli diplomatici. Allora, Guterres infatti si dice preoccupato del nuovo che avanza perché nonostante la sua paghetta, vicina ai $2.000 al giorno, non sa che pesci pigliare. Ma guarda un po', chi lo avrebbe mai detto? E poi aggiungo un finale, buona Pasqua e buona Pasquetta anche lei e famiglia. La saluto e buona giornata. Grazie, ovviamente rinnoviamo gli auguri a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Se parliamo di Iran, tra l'altro una notizia di pochi minuti fa, insomma, ci sono stati proprio attacchi, devastanti. Le difese aeree di Israele hanno reagito a un attacco missilistico iraniano poco dopo che, Trump ha tenuto il suo discorso alla nazione. Le sirene antiaeree hanno suonato un po' in tutto il nord di, Israele. Trump da questo punto di vista ha dichiarato che nelle prossime 2, 3 settimane pensa di colpire duramente il paese degli ayatollah per poi arrivare a sostanzialmente questo accordo per mantenere aperto lo stretto di, Hormuz e per appunto limitare quello che era il discorso fondamentale, che è il discorso del nucleare iraniano. Vedremo come, ripeto, va a finire. È chiaro che il regime, sebbene molto indebolito, ha una presa ancora decisiva sul popolo e diciamo anche come dire, la mossa di Trump, negli stessi Stati Uniti è stata considerata un azzardo più dovuto per, diciamo, venire incontro all'alleato israeliano che per decisa convinzione, geopolitica. Ripeto, stiamo a vedere. Parlare dell'ONU significa parlare comunque di una macchina burocratica che nonostante abbia ancora le regole di 50, 60, 70 anni fa e quindi le regole ancora che si basano per esempio sull'Europa di Yalta, su un mondo con sostanzialmente, 2 blocchi, siamo, in un mondo diverso, siamo in un mondo, multipolare, in un mondo in cui la Cina ha preso uno spazio molto vasto, siamo in un mondo in cui ancora una volta
ci sono degli stati che per esempio molto grandi, molto importanti, che non partecipano al Consiglio di sicurezza, al Consiglio permanente, e ci sono degli stati che con il loro diritto di veto diciamo sostanzialmente fermano qualsivoglia politica decisa dall'ONU. In qualche caso potremmo dire bene, perché poi l'ONU ha anche un'agenda, come dire, un'agenda politica molto woke e molto diciamo progressista, un po' particolare, però in altri casi, ripeto, anche le mozioni di condanna o interventi vengono fermati, a volte per il veto cinese o per il veto russo, per il veto americano, perché sostanzialmente siamo rimasti fermi al 1945-46 sostanzialmente. Ecco, questa è la riflessione che mi sento di fare sull'ONU, ma ne parliamo magari qualche volta anche della burocrazia al Palazzo di Vetro. Adesso vi lascio per la prima pausa e dopo torniamo in diretta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, di nuovo in diretta su Radio Libertà per contestare le notizie del politicamente corretto e quindi riportare un po' di tranquillità e di buonsenso comune nei nostri cittadini. Nuova notizia, o meglio, notizia vecchia che viene nuovamente portata avanti, la flottiglia. Riparte la nuova Global Sumud flottiglia. A Gaza sicuramente la situazione è terribile. Si era parlato anche di una missione a Cuba per i noti problemi anche economici importanti a Cuba, che poi si è risolta in una missione aerea. Forse hanno capito che farsi tutto l'Atlantico come Cristoforo Colombo non era forse il massimo, quindi hanno, come dire, sono ripiegati su un più tranquillo, si fa per dire, impegno nel Mar Mediterraneo. Salpa quindi questa flottiglia nel bel mezzo di una tempesta energetica, come ha detto il Domani. E qual è il problema? Il problema è che si sta cercando di raccogliere denaro, si creano eventi a Bari, si creano messaggi da esporre alla nazione, perché sostanzialmente la flottiglia ha le barche ma non ha i piloti. Mancano pochi giorni alla partenza da Barcellona e i Propal lanciano appelli, si cercano capitani, tecnici, medici, e la raccolta fondi ufficiale è un flop. Questo ci dicono sostanzialmente i dati, e insomma pare che abbiano già fatto il pieno di influencer, ballerini, simpatici personaggi che fanno contenuti di ogni tipo, probabilmente anche per mettersi in mostra, dico io, ma per carità, a parlar male si fa peccato.
e sostanzialmente manca la parte tecnica, mancano quelli che lavorano, potremmo dire, mancano quelli che tirano la carretta, o meglio, la carretta del mare, potremmo dire. C'è un bell'articolo di Gonzato su Libero, andiamo a spulciarne una parte. Le barche Propal ci sono, più di 100 esultano gli organizzatori. E però, e non è un dettaglio, non si trova chi le piloti. Tra le ipotesi, ma rimangono tali, c'è chi se ne intende e abbia da fare o addirittura un lavoro, ma pure è possibile che chi è capace di pilotarle non voglia violare il diritto internazionale entrando in acque territoriali, in questo caso israeliane. Senza autorizzazione la conseguenza minore sarebbe il ritiro della patente nautica. Da giorni, via social, via Telegram, i capi della seconda tragicomica flottiglia lanciano appelli. Abbiamo bisogno di capitani. Dov'è la Rackete? Vi chiedo io, non so. E vabbè, c'è tempo, tanto la più grande missione contro Israele e il genocidio e contro quasi tutto l'Occidente, isole comprese, diciamo noi, parte tra pochi giorni, il 12 aprile, dal Mall della Fusta di Barcellona, come la crociera estiva dell'anno scorso. Intanto, ai Pasdaran della Tintarella, questa è la battuta un po' di Gonzaga, suggeriamo capitani coraggiosi, Capitan Harlock, Capitan Fracassa, Capitano Nemo, il collega Acab, Capitan Uncino con spugna, ma non campanellino, troppo succinta per gli adepti del profeta, niente Capitan America perché è trampiano, Capitan Tsubasa, che non c'entra perché a dispetto del nome è la versione giapponese di Holly e Benji, e quindi non solca il mare ma i campi da calcio, ma Capitan Findus c'è. Il problema è che, a differenza dei flottanti con la kefia e infradito, deve sgobbare ed è impegnato a pescare i merluzzi. Attenzione, non mancano solo i capitani, manca tutto tranne le scatolette di tonno destinate a Gaza e che l'altra volta, in nome dell'emergenza umanitaria, sono state lasciate navigare in cambusa pinne islamiche. Sul profilo Instagram Catalunya Global Sumud c'è scritto che scarseggiano infermieri, addetti alla sicurezza, al cibo e alle bevande, ma soprattutto esperti di trasporti. Abbiamo bisogno delle tue mani, c'è una sorta di I want you, potremmo dire, no? Un manifesto, insomma, di chiamata alle armi, dove al posto dello zio Sam c'è Greta Thunberg, con tanto di link che ovviamente poi, come vediamo, non funziona. Eppure i catalani della flottiglia fanno le cose sul serio, pare. L'11 e 12 aprile organizziamo gli eventi di partenza al Wood Pier di Barcellona e per renderlo possibile abbiamo bisogno di volontari. Il 12 aprile, infatti, 11-12, i flottanti prendono il mare. Tutti sul ponte, esortano gli organizzatori, e a noi viene beffardamente in mente il Duca Conte Barambani, capo della megaditta, che sulla sommità del suo yacht gridava a Fantozzi: cazzi quella gomena, esatto, ecco. Con Filini e Fantozzi, vi ricorderete, coi cappellini da marinai. Sul sito della flottiglia, poi, nell'apposita sezione, leggiamo che mancano marinai e tecnici navali, 2 operatori della logistica, un avvocato. L'avvocato ci vuole perché forse cominciano a capire che non possono dire tutto quello che gli passa per la testa, e poi un altro disposto a passare il tempo col comitato palestinese e 16 comunicatori, ripeto, 2 marinai e 16 comunicatori, tra cui videomaker, fotografi e social media manager, perché va bene che a bordo ci saranno diversi parlamentari, ma per 100.000 euro l'anno mica possono fare pure le riprese per tutti, insomma, no? La premiata ditta Bonelli Frattoianni. Mancano anche i soldi, o quantomeno sono irrisori quelli raccolti ufficialmente. Per ora si parla di 375.000 euro, diciamo, ne servono molti di più se prendiamo in considerazione comunque velieri di 13 metri da 50-60 cavalli e le 1600 miglia che separano Barcellona da Cipro, che sarebbe comunque il primo approdo, 270 ore di viaggio e 1300 litri di gasolio al costo di 1,80 a 2 euro. Poi ci sono le spese per la manutenzione, il personale e le assicurazioni.
Al termine della precedente gita, sollecitati da una parte dell'opinione pubblica, la parte ovviamente non di sinistra, i responsabili della flottiglia avevano informato di aver raccolto oltre 3 milioni per la spedizione, di cui non avevano reso comunque l'elenco dei donatori, e vedremo stavolta. Intanto in Tunisia restano in carcere accusati di frode, riciclaggio e uso improprio dei proventi delle donazioni proprio 7 attivisti della Maghreb Sumud Flottiglia, tra cui i vertici su tutti Wael Nawar, il quale ha partecipato al funerale di Nasrallah, l'ex capo di Hezbollah, perché sempre lì si va a parare, evidentemente. Alle esequie c'era anche il brasiliano Thiago Ávila, uno dei simboli della flottiglia precedente e prossima avventura. Ávila per l'occasione si è fatto una foto sorridente con la palestinese Leila Khaled, protagonista di 2 dirottamenti di aerei di linea nel 69 e nel 70. Abbiamo colpevolmente dimenticato solo uno: capitano, mio capitano. Ecco, questo è l'articolo di Alessandro Gonzato, ironico il giusto, ma insomma anche molto, molto preoccupato della situazione che insomma ci riporta a un problema di immigrazione molto, molto importante. Molto importante è l'immigrazione e diciamo le scelte dei paesi, anche dei paesi di sinistra, sono discutibili e a volte anche contraddittorie. Vediamo che per esempio mentre la sinistra in Danimarca è molto come dire, concentrata anche sulle espulsioni, in Spagna, vi ricordate, avevamo parlato di un piano per regolarizzare 500.000 clandestini che aveva fatto infuriare anche l'Europa. In Spagna c'è, come dire, un atteggiamento duplice, un Sánchez bifronte, come lo ha definito anche La Verità, che espelle a raffica. Quindi, secondo Eurostat, Madrid è seconda solo all'Eliseo per numero di rimpatri nell'ultimo trimestre, ma resta il piano appunto per le regolarizzazioni. La Spagna adotta quindi una politica dei 2 forni, non c'entra Andreotti e la sua mitologica capacità di tenere il piede in 3.000 scarpe, ma qui c'è un Pedro Sánchez che a equilibrismo non scherza davvero. Ieri sono usciti gli ultimi dati sui rimpatri e la Spagna è spuntata incredibilmente al secondo posto. Contemporaneamente la Commissione UE ha ammonito ancora una volta Madrid per la sua imponente regolarizzazione di clandestini. Insomma, il premier spagnolo è una sorta di Giano bifronte e l'UE fa la consueta figuraccia perché non ha una politica efficace sull'immigrazione clandestina. I dati sono quelli di Eurostat e riguardano l'ultimo trimestre dell'anno scorso. Sono molto interessanti perché finalmente anche in Europa, che lo si voglia o no, di fatto si comincia a parlare e a investire sul termine remigrazione. Nel periodo, infatti, che abbiamo preso in considerazione, il numero di persone rimpatriate dall'Unione Europea in paesi terzi è aumentato complessivamente del 13% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Non tutti vengono rimpatriati veramente, per cui Eurostat riferisce che in totale il numero di extracomunitari che devono essere espulsi da uno dei 27 paesi UE ammonta comunque a circa 117.000 persone, mentre 33.860 sono già state rimpatriate in paesi terzi. In testa alla classifica c'è la Francia, seguita dalla Spagna, dalla Germania. L'Italia, la cattivissima Italia, è in quinta posizione con poco più di 5.000 ordini di espulsione e circa 1.000 rimpatri. Insomma, la Spagna dei socialisti in realtà picchia duro quando vuole lei, sia chiaro. Il fatto singolare è che proprio ieri Magnus Brunner, commissario per gli affari interni e la migrazione, aveva rilasciato un'intervista a Il Mundo per provare a fermare Sánchez dal suo piano di regolarizzazioni. Leggiamo il virgolettato di Brunner: una decisione simile in un'area senza frontiere interne potrebbe avere ripercussioni su altri stati membri, specie se una persona dovesse fuggire. In sostanza il problema è Schengen, perché la Spagna può dare dei permessi di soggiorno e di lavoro per la sola Spagna, ma se l'immigrato poi vuole andarsene o scappare, alla fine di fatto può gironzolare liberamente per l'Unione, e le norme spagnole lo consentono, perché consentono spostamenti fino ai 90 giorni, i famosi 3 mesi del cosiddetto visto turistico. Sánchez e il suo eterogeneo governo di sinistra, tenuto in piedi a volte da autonomisti e indipendentisti vari, a volte dalla sinistra estrema,
vantano sostanzialmente una buona crescita economica, pur tuttavia, insomma, non smettono di operare politiche estremamente contraddittorie. Vedremo quindi, come dire, qual è il vero Sanchez e se è solo la sinistra italiana che è talmente, come dire, boccalona da credere alle proprie ideologie, quando poi molti leader europei di fatto fanno ricorso alla Realpolitik. Ecco, quindi stiamo a vedere se la Realpolitik passerà poi anche nella sinistra di casa nostra, o ci dovremmo cuccare Schlein e Conte con contorni vari di Fratoianni e Bonelli ancora per diverso tempo. Quello che è certo è che dopo i risultati dell'ultimo referendum stanno già litigando per capire come loro vorrebbero governare, programmi, eccetera, le ambizioni mai nascoste di Giuseppe Conte e insomma anche poi come dire, le proposte programmatiche dalla patrimoniale in avanti di AVS e compagnia. Stiamo a vedere. Sempre parlando di sinistra, arriviamo al caso Salis. Perché? Perché, ripeto, oltre alle vicende del proprio assistente, pare, diciamo così, che si muova qualcosa in Germania riguardo appunto le azioni compiute dagli estremisti Antifa in diverse situazioni. Ci sono snodi giudiziari a Düsseldorf e a Dresda e si starebbe indagando, ripeto, in maniera seria, così dicono. È stato aperto un fascicolo di massimo livello in concerto con l'Ungheria, ma non solo per fatti accaduti in Ungheria. Nel mirino sono le violenze della Hammerbande. Non si esclude la convocazione appunto della eurodeputata di AVS Ilaria Salis, la mia ahimè concittadina. Il direttore del settimanale tedesco Die Zeit conferma che appunto Berlino indaga anche su di lei. Ne ha dato notizia, diciamo, anche la stampa italiana. Il direttore di Die Zeit, che è un italiano, comunque Giovanni Di Lorenzo, ha detto che si parla comunque in maniera molto, come dire, dettagliata di attività estremiste della Salis. È una polemica che è scaturita subito dopo il controllo effettuato sabato mattina a Roma da parte della polizia, che si è recata nell'hotel in cui alloggiava l'europarlamentare dopo una segnalazione di un paese dell'area Schengen. Si era pensato in un primo luogo all'Ungheria, ma in realtà è proprio la Germania. Dopo il riconoscimento, ovviamente, essendosi accorti che avevano di fronte una persona protetta dall'immunità, si sono poi fermati senza procedere ad alcuna perquisizione, a quanto invece sembra sia stato sostenuto dalla Salis. Il problema qual è però? Il problema è che la Salis non era sola, ma era in compagnia, diciamo, di Ivano Bonnin, il suo assistente parlamentare. Assistente parlamentare che però, essendo in camera con lei, insomma, ha dato adito a un problema di, come dire, di comprensione se Bonnin sia effettivamente o meno legato alla Salis. La Salis ha smentito anche in televisione, tra l'altro parlando di piccoli reati, diciamo, quelli legati a Bonnin, che in realtà è anche un notav, diciamo, ha un pedigree che potremmo chiamare internazionalista, prediche sulla società ai più deboli, ma anche condanne. Ha fatto parte, insomma, di Obo, di quel famoso centro sociale, insomma, con diverse condanne. Sta di fatto che comunque, ripeto, la questione non è così banale, perché evidentemente proprio nel regolamenti del Parlamento europeo a fare quello che si chiama l'assistente parlamentare accreditato, cosiddetto APA, non può essere una persona legata in alcun modo al eurodeputato. Quindi
non un parente, non un congiunto fino al terzo grado, non un compagno a vario titolo, insomma more uxorio potremmo dire, ecco. E quindi insomma vedremo se ci sarà un intervento della mitica, mitologica OLAF, cioè il gruppo antifrode del Parlamento europeo, che in certi casi sonnecchia, in certi altri insomma mobilita gli scontrini. Beh, ci auguriamo che vada a parare fino in fondo su questa questione che, ripeto, non è una questione banale, lo dico anche per esperienza, insomma, avendo fatto a mia volta per qualche anno quel mestiere. Quindi, insomma, state molto attenti, perché poi la rendicontazione in Europa, anche per chi fa parte della maggioranza Ursula, insomma, non sarà così benevola, ecco, questo lo possiamo dire certamente. Tra l'altro la Salis, ripeto, a parte il suo cospicuo stipendio, non ci risulta che abbia ancora diciamo concluso quelle che erano le sue pendenze, voi sapete, con Aler e con altri enti. In compenso c'è un boom di guadagni, dice la stampa. Anticipo di 15.000 euro per il suo nuovo libro e ora 10.000 al mese. Non solo lo stipendio UE, la maestra Brianzola ha un cachet da Feltrinelli, quindi altro che vittima della giustizia ungherese, ma sicuramente il suo tenore di vita ha subito un'impennata considerevole. L'antifascismo SPA è un brand che evidentemente funziona anche per lei, che tra lo stipendio di europarlamentare, l'indennità per le spese generali, l'indennità giornaliera cosiddetta diaria, i fondi per gli assistenti, che sono fondi appunto dati a parte, e i diritti d'autore maturati per il suo libro Vipera, ha fatto bingo. Mentre continua a giocare a fare la rivoluzionaria, la Salis, dice appunto la stampa, si arricchisce insieme al suo entourage di assistenti, di cui vari sono imputati o anche già condannati. Prima di entrare all'Europarlamento, la Salis ha dichiarato una remunerazione di 34.906 euro nel triennio 2021-2024, primo semestre, come insegnante di scuola statale, alternando periodi di attività lavorativa con periodi di disoccupazione. Poi la svolta con un salario pari a 10.377,43 euro lordi al mese, che al netto si traduce in circa 8.080, dopo aver detratto le imposte dell'UE, che comunque si pagano già alla fonte, sono detratte alla fonte, e i contributi assicurativi. A questa cifra va poi aggiunta un'indennità per le spese generali pari a 4.950 euro al mese. Ecco, questa cifra, lasciatemi spiegare, tra l'altro è una cifra forfettaria e può andare, ripeto, dalla cancelleria a spese per computer a un sacco poi di voci, che consente ai deputati di coprire spese quali, ecco bene, lo spiega, per esempio l'affitto di uffici nello Stato membro in cui sono eletti, fornitore per ufficio, telefoni cellulari, abbonamenti di telefonia mobile, abbonamenti a internet. Va poi aggiunta un'indennità giornaliera di 350 euro al giorno, no, in realtà è un po' di più, nota come indennità di soggiorno, cosiddetta diaria, che copre l'alloggio, i pasti e le spese connesse per ogni giorno che un deputato si trova al Parlamento europeo in veste ufficiale. Per ricevere la diaria sostanzialmente il deputato va e firma quando arriva e firma quando esce dal Parlamento poi la sera, anche se spesso e volentieri anche questo discorso della firma andrebbe rivisto, perché poi c'è chi arriva magari in serata e firma per tutta la giornata, insomma, ecco, ripeto, da regolamento, per quello che vi posso dire. E ci sono infine i fondi destinati agli assistenti, ecco, quindi gli assistenti hanno dei contratti in tutto e per tutto col Parlamento europeo con un fondo a parte che, tra virgolette, li garantisce, ecco, perché non è un contratto a capocchia fatto dal singolo deputato, però anzi sono contratti sicuramente importanti, tra cui, ripeto, Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche, il cui stipendio può variare da un minimo di 2.500 a un massimo di 9.000. Sono 14 livelli in realtà. I primi 7 livelli sono
per chi fa soprattutto un'attività di segreteria. I livelli invece dall'8° al 14° sono per chi per esempio segue il deputato anche in commissione, quindi con tutta una serie di doveri e di presenze nei segretariati e quant'altro. Sta di fatto che ogni parlamentare ha a disposizione fino a 24.500 euro al mese per gli assistenti. Voi capite bene che tutto questo che vi sto dicendo intanto vi dovrebbe fare indignare, perché la casta vera non sta qui, ma sta altrove, perché evidentemente questi gruppi di centri sociali che insomma si sono mobilitati per partecipare a questo assalto alla diligenza, candidando personaggi, diciamo, con qualche problemino da Mimmo Lucano appunto alla Salis. Ripeto, stiamo parlando di una Salis che ha 90.000 euro di debito contestati da Aller Milano per l'occupazione abusiva di un alloggio popolare. Quindi diciamo, ci attendiamo che questa signora, che ha visto sicuramente migliorare la propria condizione, quantomeno insomma paghi quelli che sono i cosiddetti sospesi. Lo farà, non lo farà? Stiamo a vedere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e come sempre vi do appuntamento a una nuova puntata